antiche origini sannitiche romane, è un paese fatto con la pietra e sulla pietra alle pendici del monte Sammucro. Qui il popolo viveva della generosità della terra, quindi un paese agricolo, prevalentemente facciamo la produzione di olio e anche però un'altra risorsa del nostro paese è la stramma. La stramma è un'erba locale che cresce sui monti. Che veniva tagliata, essiccata, lavorata, battuta e partirone oggetto di uso quotidiano. La potete vedere anche su quel muro. Vedete, quella è la stramma. Veniva intrecciata, fatti tappeti, fatti delle scope, impagliavano le sede, la sede che c'erano. E scene di vita quotidiana stavano facendo appunto la processione, mi dicevo prima, di Maria Sanissima, una bambina che viveva qui, quindi sono tutte immagini autentiche del nostro popolo, grazie sempre a John Huston. Poi sempre una donna, no, ma è stato in campo. Sì. Adesso poi vediamo più avanti. Ecco qui, quando nella voglia appunto di ricominciare a vivere, incuranti delle mine che erano disseminate. Sì, infatti Gesù si diceva, mi hanno raccontato insomma, vi rendete conto di quello che c'è? perché coloro che sono voluti rimanere qui, un bambino con un giocattolino dell'epoca e questo è il paese prima della venuta distruzione come era prima. Vedete? Era molto valore prima. Magari abitava a quello. Oggi non sono andati avanti, signore, andava proprio nel nostro paesino, la linea da parte dei tedeschi. I tedeschi erano allocati proprio sul nostro paesino, sono stati qui nel po' di tedeschi, perché prima, voi sapete che prima dell'armistizio del 9 settembre del 43 noi eravamo alleati con i tedeschi e dopo siamo diventati alleati. Dei bambini, no? Allora, quando ci siamo tutti, ve lo dite? Ma questa non conoscevo. Ecco, devono arrivare altri pellegrini. Sì. Mi avvisate voi quando si può. Per documentare appunto l'avanzata degli alleati e fare propaganda. Però poi che è successo? Lui facendo questo documentario, la battaglia di San Pietro, ha fatto vedere al mondo che cosa la guerra fa subire agli animi delle persone, che non ci sono né vincitori né vinti. L'America non gradì questa cosa e fu censurato il filmato per molto tempo, poi le fortune è stato rimesso in commercio, perché sai che l'America si vedeva una superpotenza, quindi però in realtà la guerra è altro. Volevo dirvi anche che questo posto è stato decorato a medaglia d'oro al merito civile nel 2003 da Carlo Azeglio Ciampi e nel 2008 invece è stato riconosciuto monumento nazionale da parte dell'attuale Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Quindi a breve adesso partirà il filmato. Vi vedete qui elencate. Altre persone hanno costruito giù a Bari piano piano il nuovo San Pietro Infine. Altri sono morti, avete visto qui fuori il monumento 143, altri dispersi, altri deportati. Vediamo che qui poi mano a mano va a toccare per terra, perché che cosa sta a indicare? Che ovunque andiamo, ovunque siamo, di vitale importanza, almeno per noi, le nostre radici, il nostro cuore dove sono radicati, dove siamo nati, ed è importantissimo. Allora, il percorso interno è finito, adesso c'è il... Allora, scusi signora, allora vediamo, allora sono lì nella zona Milano, allora vedete la grana montagna all'angolo c'è una luce della luce
compattare il nostro paesino, anche poi facciamoci spostare qui, quello è il Monte San Migro, che abbiamo visitato con la Monte Maccamino, Monte Fuggera, adesso fateci caso. Tocca di rivederlo perché c'è. Sì, Faccio vedere ragazzi. Se può. allora, quello appunto è Vittorio Casma e Alberto. Andiamo delle brioche. Sono al parcheggio. Certo. Magari con la cosa? Nutella. No, con la Nutella, con la panna. Sempre il momento migliore per proporre un brindisi alle fortune sempre maggiori dell'associazione Vittorio Veneto, nonché del presidente, la professoressa Enrica Fiorletta, al quale facciamo in maniera diciamo decisa, resistito ai rimproveri velati dell'autista che l'accusava di non aver ben guidato la situazione. Quindi complimenti professoressa. Ripresa aerea, sì. Io posso...
non si vede. Non si vede. Poi comunque... Uno dice: ragazzi, io sono veramente triste perché mia moglie mi tradisce. Veramente, come lo sai? Mi tradisce con un panettiere. E poi come l'hai fatto a sapere? Ho trovato una focaccia sotto il letto. Ah, mi dispiace. Allora il secondo dice: anche mia moglie mi tradisce, però con un elettricista. E come lo sai? Ho trovato delle lampadine sotto il letto. Allora l'ultimo dice: a me non mi batte nessuno, mia moglie mi tradisce con un cavallo. E come fai a saperlo? Ho trovato il fantino sotto il letto. Fino laico ora bisogna chiedere a chi se ne intende di queste cose che entrano nell'ordine senza prendere gli ordini religiosi.